Con Paolo Zoppas adesso al termine di questa gara, un 2-0 finito con l'oscurità, però l'oscurità è arrivata dopo aver sbagliato il rigore e dopo aver preso questo gol che ha stroncato un po' il Porto Mansueto. No, non sono d'accordo, nel senso che io ho visto una squadra che ci ha provato fino alla fine, fino al 2-0, abbiamo preso un contropiede uno in meno, chiaramente che diventava difficile, però dopo il 2-0 dire che comunque io sono contento della prestazione della squadra, dell'atteggiamento, abbiamo fatto quello che avevamo preparato in settimana. È chiaro che non abbiamo fatto gol perché oggi abbiamo avuto tante occasioni, non abbiamo fatto gol, il rigore è stata una di queste occasioni, chiaramente, e poi quando non fai gol può succedere di tutto, però sì, la sconfitta brucia chiaramente, però io dell'atteggiamento dei ragazzi della partita che abbiamo fatto sono contento. No, l'atteggiamento ok, perché anche nel primo tempo, anche secondo me, una bella partita. Soprattutto mi siete piaciuti quando potete velocizzare il gioco. Poi quando il gioco ristagna un pochino, le squadre così ne vanno a nozze. Sì, è chiaro che vanno in vantaggio, si chiudono dietro giustamente e giocano in contropiede, quindi questo è normalissimo, però ripeto anche dopo l'1-0 loro noi abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo preso un palo, la palla è passata dentro l'area piccola 3-4 volte, quindi comunque ci abbiamo provato fino alla fine. È chiaro che se parliamo di una sconfitta vuol dire che su qualcosa assolutamente dobbiamo migliorare. No, no, sì, sì, dovete migliorare, però come dicevamo fin dall'inizio, insomma, hai le possibilità di giostrarti diversi giocatori. Oggi avevi anche fuori Kais, avevi fuori qualcun altro. Nicoletti, a me è piaciuto nel secondo tempo, quando è ritornato forse a fare quello che faceva negli anni passati. Tu come la pensi? Ma Nicoletti è un giocatore che ci teniamo strettissimo perché lui dove lo metti sta, è un giocatore che sbaglia poco, recupera tanti palloni, è un jolly davvero importante. È vero che avevamo fuori oggi diversi giocatori, però la nostra filosofia è cercare di fare il meglio con chi c'è, quindi non parliamo assolutamente di chi c'era fuori e ripeto, ribadisco un'altra volta, la prestazione c'è stata, se non abbiamo vinto ci sono delle cose sulle quali lavorare sicuramente sì. Cavarzano continua a vincere. Non so, non ho ancora Sì, sì, ha visto vinto. risultati, ha vinto e stanno facendo un grandissimo campionato e noi dall'inizio avevamo detto che sarebbe stata una delle squadre che doveva stare davanti perché hanno tanti Sì, giocatori, abbiamo sempre giocatori detto che il forti. campionato è tosto e duro. Sì, 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 il campionato è durissimo, loro stanno vincendo sempre, quindi c'è poco da fare, c'è da lavorare e vedere se siamo capaci di andare a prenderli. E andiamo a prenderli. Speriamo, facciamo il possibile.